Un canale verdastro, all'ombra di una chiusa spettrale, quasi fosse una strana astronave, atterrata nel mezzo della pianura veneta. Ecco ciò che resta dell'idrovia, forse la più grande opera incompiuta della regione. L'idea di collegare Padova a Venezia via acqua per il trasporto delle merci risale agli anni 60. Sulla carta circa 20 km navigabili, 60 metri di larghezza, 5 di profondità, ma con l'andar degli anni il trasporto su gomma ha definitivamente affossato quello fluviale e il faraonico progetto è naufragato tra i costi esorbitanti. Oggi dell'idrovia esistono solo brevi tratti, il più evidente dei quali tra Padova e Vigonovo, un corridoio naturalistico certo, ma anche simbolo di fallimento. Resta l'incognita delle chiuse lungo il tracciato dell'idrovia come quella di Vigonovo, delle opere che non sono mai entrate in funzione e che adesso si ergono come cattedrali nel deserto. Stando alle stime presentate dalla Regione Veneto, un completamento potrebbe costare fino a 500 milioni di euro, soldi che al momento non sono disponibili. Completare questa via d'acqua non sarebbe solo strategico per l'economia, ma anche per i problemi idraulici della pianura, allontanando definitivamente la minaccia delle alluvioni. Anche in questo caso, idee per ora destinate a rimanere su carta.